Sono centinaia le cessioni di droga, soprattutto chetamina, che un 25enne e un 29enne avevano smerciato nel rave party del Triveneto. Per i due giovani erano scattate le manette nel maggio scorso, quando i carabinieri di Castelfranco, dopo un'indagine certosina, li avevano identificati ed arrestati. L'accusa per loro è detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla chetamina, i due pusher erano stati trovati in possesso di ecstasy, marijuana e hashish. Ma le indagini non si sono fermate. I successivi approfondimenti investigativi svolti dai militari dell'Arma sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso hanno consentito di accertare l'entità dello spaccio dei due arrestati. Non solo, al vaglio dell'autorità giudiziaria si è aggiunta la posizione di un quarantenne italiano deferito in stato di libertà. Avrebbe messo a disposizione dei due spacciatori la propria abitazione per svolgere l'illecita attività di consumo e spaccio della pericolosa sostanza. Ed ancora i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un sessantenne incensurato vittoriese che in un terreno agricolo di sua proprietà aveva coltivato alcune piante di cannabis alte più di 2 metri. I militari hanno sequestrato nel garage dell'indagato anche una tenda box per la coltivazione dell'illecita sostanza completa di lampade e riscaldatori e in casa hanno trovato circa un etto di marijuana.